L'Istituto Gallo oggi protagonista di un'interessante iniziativa che vede il coinvolgimento di altre scuole del vostro indirizzo, dell'enogastronomico, in un'iniziativa appunto organizzata dall'IMAR. Sì, l'IMAR è un'associazione Maestri Siciliani che ha organizzato da tempo questa gara, come si suol dire, è un concorso dove parteciperanno anche i nostri ragazzi. La Scuola Gallo è ben felice di accoglierli in questa struttura, anche perché abbiamo avuto un protocollo d'intesa con l'IMAR e quindi l'IMAR promuove delle attività assieme alla scuola in sinergia e in sintonia per fare in modo che questi ragazzi abbiano anche con il territorio una buona formazione, con queste associazioni che si interessano di arte culinaria, oggi c'è una gara che è gara barman e flambè, quindi questa ce la dice lunga su come i ragazzi si cimenteranno ad andare, diciamo, a voler vincere il proprio premio. Iniziativa qui all'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento organizzato dall'IMAR, un'iniziativa sicuramente interessante nel vostro settore con tante novità. Oggi quali? Cosa proponete? Oggi proporremo un piatto alla lampada con il prodotto tipico siciliano, il pistacchio di Raffadali, un prodotto autoctono della provincia di Agrigento e non meglio che questo prodotto per la base di un piatto. Mentre avremo il principe principale del settore barman, che saranno le arance Riberella della provincia sempre di Agrigento, due prodotti autoctoni che fanno grande la nostra grande Sicilia. Questa iniziativa io vengo dalla Calabria, il mio collega e amico Orazio Lacognate ci ha invitato e sono orgoglioso e onorato di essere qui in questa cosa. Per questo è una manifestazione molto importante perché avvicina molti ragazzi a quello che è il nostro lavoro, anche perché la cucina flambè è una cucina spettacolare. Da un po' di anni si era un po' persa questa abitudine di fare flambè per diversi motivi che non stiamo qui ad elencare, però adesso sta ritornando in auge e io sono felice di essere qui e vedere questi ragazzi che si impegnano in questa tecnica che oltre che spettacolare però richiede anche tanta preparazione. Noi nasciamo per dare un sostegno alle nuove generazioni che vogliono intraprendere il lavoro di quello della ristorazione, perché che se ne voglia dire è un bellissimo mestiere. A me ha dato tutto quello che oggi ho è grazie a questo mestiere. Magari qualcuno confonde il cameriere professionista col portapiatti, sono due cose distinte e separate e l'arte del flambè è un'arte meravigliosa che è scomparsa all'interno delle strutture ricettive e cerchiamo di portarla di nuovo alla ribalta. È un'iniziativa importante per i ragazzi, uno stimolo per i ragazzi in modo che così possano capire quanto sia importante e bello fare questo lavoro. E vedo che c'è veramente tanta gioia, vedo nei ragazzi tutti sorridenti e questo mi fa piacere, specialmente alle persone della mia età che veder sorridere è già qualche cosa. È importante per me oggi assaggiare e giudicare. Sicuramente dall'organizzazione, i colleghi, sono sicuro che sarà una bella gara.